Buongiorno a tutti ragazzi, oggi sono 28 anni che ci lasciava il famoso Freddie Mercury. In effetti io ero un suo e sono ancora un grande fans. Questa è una statua che è stata fatta in suo onore, solo che non si vede tanto bene, però raffigura Freddie Mercury, quindi non ho trovato foto, diciamo, senza copyright per poterla mettere, quindi ci dobbiamo accontentare di questa qui. Quindi questa qui è stata fatta in suo onore e diciamo che oggi, 24 novembre del 1991, ci lasciava Freddie Mercury, diciamo uno storico, diciamo, e quasi unico, diciamo, per il suo modo di cantare, diciamo, era il frontman dei Queen, quindi si spense all'età, ragazzi, di 45 anni per una broncopolmonite purtroppo causata dall'AIDS. In effetti lui si scoprì più tardi che era, diciamo, amava gli uomini, non le donne, quindi a quell'epoca, diciamo, la falsa, diciamo, non ci stava tanta protezione, queste cose qua. Comunque cadde malato di questa brutta malattia che poi ha portato la sua, diciamo, fine. Quindi diciamo che oggi, 24 novembre 2019, con oggi fanno 28 anni che, diciamo, Freddy ci ha lasciato, quindi anche io ho una serie di collezione tutta completa dei Queen, di Freddie Mercury, quindi c'ho dal primo album fino all'ultimo album. Diciamo che ero un patito per i Queen, diciamo da ragazzo, come Vasco Rossi e diciamo e i Doors. Quindi in effetti questi erano quelli che all'epoca si portavano, quindi erano i Queen, Vasco Rossi e i Doors. Quindi alla fine il 22 novembre del 91 fece diffondere alla stampa il suo allontanamento dalle scene a causa, diciamo, delle sue enormi difficoltà e dichiarò al mondo intero di aver fatto il test per l'HIV e di avere l'AIDS. Diciamo che aveva mantenuto queste informazioni perché giustamente non voleva, voleva proteggere la sua privacy ma anche coloro che lo circondavano. Tuttavia, disse, è il momento giusto che tutto il mondo lo sappia e che si combatta per questa brutta malattia. Appena 24 ore, ragazzi, fatta questo articolo, diciamo, la sua dichiarazione sui giornali, morì. Quindi Freddy si sentiva negli ultimi mesi un peso per chi gli stava intorno, quindi lui non voleva essere un peso per nessun altro, quindi fino alla fine, ragazzi, non ha voluto, diciamo, non è che voleva, ciao Jasmine, voleva, diciamo, avere persone e cose, solo che non voleva essere un peso per chi conosceva da tanti anni. Quindi anche nelle ultime ore, diciamo, prima di andarsene, ringraziò il suo manager e gli disse che lo ringraziava per gli anni trascorsi insieme e che era stato, diciamo, bene con lui e gli disse grazie. Il manager ancora tutt'oggi dice non so se avesse deciso che era l'ora di andare via oppure se mi volesse ringraziare per i famosi 12 anni insieme oppure perché le ultime 12 ore dicono ancora una cosa che mi, diciamo, mi viene in mente, dice, quindi anche dopo 28 anni Freddie Mercury è molto ricordato, quindi dopo la sua morte comunque è stato molto ancora più famoso di quanto è. È il leader storico dei Queen, Jasmine. Freddie Mercury, diciamo, era il cantante dei Queen, la storica, diciamo, banda inglese. Diciamo questa è vecchia, sì, sì. Stavo dicendo che oggi fanno giusto 28 anni che ci lasciava questo frontman dei Queen, quindi si spense all'età di 45 anni per una broncopolmonite che a causa
l'AIDS, quindi voi sapete che l'AIDS abbassa diciamo, le difese immunitarie e quindi pure per un raffreddore puoi rischiare di morire, come proprio successe a Freddy, il quale già negli ultimi concerti che fece si vedeva che era dimagrito, pallido e si vedeva già in effetti nelle ultime canzoni, ad esempio ha fatto l'ultima canzone Show Must Go On, lo spettacolo deve andare avanti, The Show Must Go On, in effetti in italiano sarebbe lo spettacolo deve andare avanti senza di me, quindi lasciò questa eredità come canzone dicendo che è stato bello, però il trucco si sta sciogliendo, questa è la traduzione in italiano, della sua canzone finale, quindi diceva il trucco si sta sciogliendo, devo andare via, dice un'altra storia spezzata, un'altra storia finita, chissà quante ce ne saranno così, comunque una bella, se la trovate in italiano, è davvero diciamo una cosa bella. Poi io essendo un fan accanito, diciamo, sapevo tutte le sue canzoni, sapevo diciamo un po' tutto della sua storia, quindi diciamo che ho il primo album e l'ultimo album, quindi diciamo che sono un... Sì, sì, in effetti questo pezzo, diciamo, è stato un po' strano, nel senso che, cioè, lui lo sapeva e lo aveva fatto molto prima, capisci? Non è che stava, l'aveva fatto già tempo prima, quindi ecco qua, l'ho trovato. Allora, spazi vuoti, per cosa stiamo vivendo? Luoghi abbandonati, suppongo che noi conosciamo il risultato finale. Un'altra eroe, un altro stupido reato dietro la tenda nella commedia farsa. Lo spettacolo deve andare avanti. Dentro il mio cuore spezzato, il mio trucco sta per cadere. Quindi, come puoi vedere, ma il mio sorriso mi regge ancora. Qualsiasi cosa succeda, lascerò tutto al caso. Un altro mal di cuore, un'altra storia fallita. Dice senza sosta, qualcuno sa cosa stiamo cercando, quindi diciamo che adesso devo, poi, presto sarà una svolta, girerò l'angolo, fuori l'alba sta scoppiando, ma dentro nel buio sto soffrendo per essere libero. Quindi lui in queste parole voleva dire che era arrivata l'ora perché non voleva più soffrire, come dice, dentro nel buio sto soffrendo, ma per essere libero, cioè liberarsi di questa... Sì, sì, aveva raggiunto la verità che il tempo era scaduto e quindi fece l'ultima canzone che fu proprio Show Must Go On, quindi che in effetti significa The Show Must Go On, significa lo spettacolo deve andare avanti, quindi senza di me. Sì, sì, in effetti questa è una canzone molto famosa, la si trova quasi dappertutto. Dice poi nel finale, dice, la mia anima è colorata come le ali delle farfalle. Le fiabe di ieri invecchieranno, ma non moriranno mai. Cioè, lui dice le fiabe di ieri non invecchieranno mai. Come pure lui, sono passati 28 anni, ragazzi, ma ancora le sue canzoni si sentono. E dice appunto, ma non moriranno mai. Quindi lo affronterò con un sorriso, non sto mai cedendo, dice. Su con lo spettacolo salderò il conto finale, quindi salderò il conto, diciamo, sa che sta per morire, quindi diciamo che è stata proprio, diciamo, la sua canzone finale, in effetti, dove lui ha confermato, diciamo, con le parole, ma io l'ho detto in italiano, ma in inglese è diversa, diciamo, come, come canzone, però il significato è questo. Quindi lui lo sa, dentro il mio cuore spezzato il trucco sta per sciogliersi. Sì, sì, belle parole comunque in italiano, quindi anche in inglese poi è più orecchiabile quando la canta. Quindi diciamo che io ero un suo fan accanito, mi piaceva lui, Vasco Rossi e i Doors, Jim Morrison. Quindi diciamo che erano dei tre, diciamo, personaggi che andavano molto all'epoca. Io sto parlando del 90, quindi lui è morto nel 91, io volevo andare a vedere uno spettacolo, avevo solo 15 anni, stavo aspettando di diventare maggiorenne per poter
vedere un suo spettacolo. Purtroppo morì nel 91 e non sono potuto andarci, quindi sarei andato in America ovunque, basta che lo vedevo. Avevo già progettato con gli altri amici di qua di andare a fare, diciamo, a vedere un concerto dei Queen, ma purtroppo non, io a Wembley 86 purtroppo avevo 10 anni e non sono potuto andare, giustamente con chi andavo. Io volevo andare a Wembley 86 dove ci fu il concerto per 2 giorni, che fu un successone lì, però ero troppo piccolo, quindi Wembley 86 non sono potuto andare. Quindi diciamo che se avrebbe fatto Wembley 96 forse ci sarei stato pure io in mezzo lì. Sì, sì, volevamo andare tutti quanti, però eravamo tutti piccoli, 15 anni, quindi dove vai? Però doveva andare così. Quindi pace all'anima sua, ragazzi. E diciamo che è stato un grande scrittore, un grande cantante, ancora tutt'oggi nella radio oppure ovunque si sentono le sue canzoni, quindi come ha detto lui, le mie storie, le fiabe non moriranno mai, quindi voleva capire, intendere che le sue canzoni comunque non lasceranno mai. E in effetti, ragazzi, dopo 28 anni è facile girare la radio e trovare una sua canzone, non è tanto difficile, eh. Quindi ragazzi vi auguro buona serata, quindi volevo fare questo qui perché ci tengo molto, diciamo volevo farlo già stamattina, poi cercavo un'immagine che lo raffigurasse. Sì, sì, ma molti lo conoscevano, qua a Salerno, non pensare, eh. Quindi non ero solo patito per lui, cioè, tanti amici conoscevano le sue canzoni e diciamo piaceva quasi a tutto, come pure Vasco Rossi che era italiano, e i Doors. Quindi diciamo che sì, sì, noi sapevamo al finale che lui piacevano gli uomini, però a noi, come sempre, non importa, era un grande cantante, quindi non importava proprio, e ancora tuttora, io ripeto, ho tanti amici che piacciono gli uomini, piacciono amiche che piacciono le donne, quindi non ho mai, sinceramente, ognuno della sua vita ne fa che cosa vuole, quindi non è un problema questo, non lo è mai stato e non lo sa, non lo sarà mai, ognuno è libero di fare che vuole. Quindi diciamo che già noi negli anni 90 queste cose non le pensavamo proprio, quindi come si dice, ognuno che ha capa sua fa che voisse, detto in napoletano, quindi diciamo che questo è stato uno storico, come noi andavamo a vedere i concerti di Vasco Rossi, che Vasco Rossi fortunatamente stava a Milano, a Cava, pure è venuto un paio di volte a Cava dei Tirreni qua vicino e siamo andati a vederlo. Come pure siamo andati a vedere Tiziano Ferro, ma siamo andati dappertutto quasi a vedere i cantanti, quindi non giudico mai dalla persona, quindi o era omosessuale oppure no, anche perché lui inizialmente era male, poi dopo ha scoperto questa sua tendenza con gli uomini, quindi lui all'inizio della carriera lui era fidanzato con una ragazza, quindi poi dopo è cambiato, diciamo. Invece gli altri, in effetti, a differenza di lui, si sono dichiarati già subito prima. Invece lui era fidanzato normalmente con una ragazza, poi dopo, con gli anni, diciamo, verso i 30 anni, ha scoperto di, semmai che i suoi gusti erano un po' diversi. Però per 10 anni è stato con una ragazza, quindi poi dopo è messa sta cosa fuori. Vabbè, Jasmine, ti auguro buona serata, auguro buona serata a tutti, anche quelli che non hanno commentato, quindi non lo so, ancora non sono andato a controllare, Antonio. Io di solito vado lì, autorizzo solo diciamo che vengono accettate, basta che non ci stanno brutte parole, bah, non ho letto ancora, quindi perciò non ho risposto a nessuna. In effetti ho solo accettato tutte le, diciamo, i messaggi che sono arrivati, poi non l'ho letti. Vabbè ragazzi, buona serata e quindi ci sentiamo dopo con l'aggiornamento meteo per domani. Ciao a tutti.